4 tappe per chiudere il cerchio in un lungo campionato di eccellenza calabrese. La 27ª giornata propone un'ostica trasferta per la Reggio Ravagnese, di scena allo stadio Tarsitano di Paola. Con appena 2 lunghezze di distacco in classifica, i padroni di casa cercano di rientrare in griglia playoff dopo la netta sconfitta per 4-2 contro il Soriano. Di contro gli ospiti puntano a consolidare la terza piazza dopo lo 0-0 nel big match dell'Oreste Granillo contro la Vigor Lamezia. Formazioni partendo dai padroni di casa paolana con Corno, Semaforico, De Luca, Miceli, Mazzotta, Stefano, Novello, Vitale, Sposato, Angotti, Sant'Angelo. Risponde la Reggio Ravagnese di mister Iannic, Urrama, Esano, Cordova, Fodi, Marcianò, Puntoriere, Urruti, Verduci, Crucitti, De Leon, Ielo. Partiamo allora con il film del primo tempo. Al sesto di gioco Puntoriere calcia dalla distanza, respinge Corno, Crucitti di testa non riesce a ribadire il rete. Al 24esimo ancora Reggio Ravagnese, la punizione di Crucitti gira sul secondo palo, De Leon sfiora solamente l'appuntamento. Al 29esimo è già tempo di cambi, alza bandiera bianca l'infortunato Ielo, al suo posto Baldè. Al 39esimo schema su calcio d'angolo con Crucitti che scambia con Puntoriere, sul secondo palo c'è Fodi che di testa però non trova lo specchio della porta. Finisce così il primo tempo, paolana 0, Reggio Ravagnese 0, meglio gli ospiti ma soltanto ai punti. Partiamo con il film della ripresa, passano 5 minuti, De Leon passa in mezzo a 2 avversari, gran dribbling il suo, ancora De Leon, prova a metterla forte in mezzo, non arriva però nessuno a spingere verso la rete. Poi la punizione che finisce alta di Crucitti quando siamo al 53esimo, 70esimo entra Gatto per Baldè, 71esimo scoppetta per Marcianò, arriviamo fino al 76esimo, sempre solo Reggio Ravagnese, sempre Crucitti, calcio di punizione che finisce di poco oltre la traversa. 81esimo paolana che si vede in zona offensiva da Sant'Angelo per Stefano che va a calciare da ottima posizione, il pallone colpisce l'esterno della rete. 86esimo entra Sapone, fuori Crucitti e finisce così la gara allo stadio Tarsitano. Paolana 0, Reggio Ravagnese 0. Amici di Wisport è tutto a loro, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.